Ad Arcole, in provincia di Verona, possiamo trovare l'unico obelisco voluto da Napoleone sopravvissuto in Italia e un museo napoleonico. Qui è stata combattuta la famosa battaglia del Ponte di Arcole, 15-17 novembre 1796, prima campagna d'Italia di Napoleone. L'11 aprile 1796 Napoleone fa partire la campagna d'Italia, sconfigge rapidamente i Savoia e continua l'offensiva contro gli austriaci. Gli austriaci tentano di liberare dall'assedio Mantova, ma vengono battuti a Castiglione il 5 agosto. L'esercito austriaco in Italia viene quindi affidato ad Alvisi e al suo subordinato Davidovic, che elaborano un piano per prendere con una manovra tenaglia Napoleone. Davidovic costringe i francesi a ritirarsi fino a Rivoli. Contemporaneamente Alvisi scende sul Bassano del Grappa e vince il 12 novembre la battaglia di Caldiero, obbligando i francesi a ritirarsi sulla riva occidentale dell'Adige. Napoleone tenta di ingaggiare Alvisi nella zona paludosa tra i fiumi Alpone e Adige, per compensare l'inferiorità numerica e tagliare al nemico le linee di approvvigionamento. Nella notte tra il 14 e il 15 novembre le avanguardie francesi vengono bloccate dal fuoco austriaco al ponte di Arcole. Il 15 Napoleone ordina a una parte dei suoi uomini di aggirare Arcole e tenta personalmente un nuovo attacco al ponte sbandierando un tricolore francese davanti ai suoi uomini. L'azione fallisce e il generale, caduto di un fosso, viene salvato dalla cattura da un suo aiutante da campo. Più tardi alcune forze francesi riescono a conquistare Arcole da sud, ma le notizie della preoccupante avanzata di Davidovic su Bussolengo costringe Napoleone ad abbandonarla e a rischierarsi sull'Adige. Nella mattinata del 16 i francesi, vista l'inattività di Davidovic, tentano di nuovo di occupare Arcole, ma vengono respinti, infliggendo però pesanti perdite agli austriaci. Il 17 la situazione si ripete, ma questa volta Napoleone riesce a prendere una parte di Arcole e per sfruttare l'occasione simula l'avvicinamento di un grande reparto francese alle spalle degli austriaci. Lo stratagemma funziona, gli austriaci si ritirano da Arcole e i francesi dilagano nelle zone circostanti minacciando le retrovie nemiche. Alvisi viene così costretto a ritirare del tutto il suo esercito verso Vicenza e poi verso il Tirolo. Gli ultimi sforzi austriaci verranno stroncati con la battaglia di Rivoli nel gennaio 1797. Mantova cadrà a febbraio e a fine ottobre il trattato di Campoformio decreterà la vittoria di Napoleone dell'intera campagna.